In tema di economia invece allarmi sempre più pressanti anche dal sistema industriale veneto su un rallentamento che si sta facendo sentire, c'è molta pressione sul fronte dell'energia. Allora, il tema energia è un tema che sta pesando moltissimo, stiamo aspettando un decreto proprio ad hoc su questo tema, le imprese partono già svantaggiate a livello competitivo rispetto a competitor, penso a Spagna o Germania, dove il costo dell'energia è 70-50% in meno. Quindi su questo stiamo attendendo, siamo fiduciosi, anche se anche nella finanziaria quello che ci aspettavamo era avere un arco di tempo più lungo dell'anno con risorse più adeguate, perché le imprese stanno vivendo una transizione importante che è quella tecnologica, digitale, e per cui vanno sostenute. Da qui la richiesta proprio di Confindustria Nazionale di un piano triennale da 8 miliardi all'anno era proprio per aiutare soprattutto le piccole e medie imprese che per anni sono stati la nostra forza e oggi hanno bisogno sicuramente di essere sostenute per riuscire ad affrontare questa transizione. Al fronte dell'automotive si è unito quello dell'acciaio con le ripercussioni del caso Ilva, si fanno già sentire in Veneto. Il caso Ilva secondo me è un caso molto importante, è la seconda acciaieria d'Europa, c'è stato troppo silenzio in questo campo, invece di difendere una realtà importante per il nostro territorio siamo stati troppo in silenzio.